Un anno fa, proprio da questa emittente televisiva, più per scommessa che per altro, nacque Aquile Libere, un programma curato dagli amici di Aquile dal Friuli. Io ringrazio Michele Tomasella, che è naturalmente uno che ha creduto in questo progetto e che a distanza di un anno è venuto giustamente ai nostri studi per tirare le prime somme. Soddisfatto? E ben Soddisfattissimo, ritrovato innanzitutto. grazie anche a te direttore e anche agli amici a casa. Soddisfattissimo, un anno fa partiva questa avventura di Aquile Libere, questa trasmissione, grazie a Telepordenone e alla ferrea volontà appunto del ormai unico movimento friulanista rimasto oggi in regione che è Aquile dal Friuli. Tu pensa direttore che siamo partiti con 4 di noi, 4 pionieri in una stanzetta non più grande di 10 metri quadrati con le ovvie difficoltà e oggi siamo qui a tirare un bilancio assolutamente positivo per cui siamo molto contenti. Ci siamo trasferiti in uno studio più grande di registrazione, naturalmente abbiamo implementato i contenuti della nostra trasmissione con molte novità, tra cui molte, tu mi insegnerai perché sei naturalmente nel mestiere, noi non lo siamo ma comunque ci proviamo, con molti speciali in esterno, ad esempio ricordo lo speciale dal Museo della Grande Guerra di Ragogna, lo speciale dalla Festa del Friuli di Rivignano di fine ottobre, lo speciale dalla Festa del Friuli di Gorizia tra marzo e aprile di quest'anno. Abbiamo inserito molte rubriche all'interno della nostra trasmissione, tra cui BIOS dell'amico Graziano Ganzi di Codroipo, grande amico ed esperto di agricoltura, che ci parla appunto di agricoltura, problematiche legate all'agricoltura in Friuli, e risoluzione dei problemi, per esempio, gli stessi che noi condividiamo come Aquile dal Friuli. C'è un'interessante rubrica che si chiama La Chiacchierade, dell'amico Paolo Bortolussi, che è una chiacchierata. L'amico Paolo invita di volta in volta ospiti diversi che hanno un loro bagaglio culturale, professionale ben specifico. Abbiamo avuto musicisti, registi, sportivi, abbiamo avuto anche rappresentanti delle peculiarità del nostro territorio come la Blava di Mortean, per esempio. Abbiamo avuto un ragazzo che è uno dei maggiori esperti nella progettazione di parchi giochi a tema, quali Euro Disney si chiama di Parigi, che pensate è un ragazzo di Codroipo, friulanissimo, e tutte persone che hanno contribuito con il loro piccolo a rendere grande il Friuli in Italia, in Europa e nel mondo. L'amico Andrea Pasi, fondatore di Aquile Libere, nonché di Aquile dal Friuli, che con la sua rubrica Le proposte di Aquile, diciamo, programma politico alla mano, legge proprio dei capoversi del nostro programma per illustrare alle persone quelli che sono i nostri obiettivi. Quel programma è quello che noi utilizzeremo alle prossime elezioni regionali. Tutto questo è nato grazie soprattutto a voi di Telepordenone, a te caro direttore in primis, alla redazione, ai ragazzi che sono qui sopra che hanno messo a punto ogni martedì sera alle 20:45 circa dopo il TG quelle che sono le nostre puntate. Voi avete creduto in noi abbiamo creduto in voi, quindi quando si fa squadra i risultati esatto. poi... I risultati poi arrivano. E so, tra altre cose, che vi vedono da Trieste, da Gorizia, da Udine, dal vicino Veneto, insomma c'è un entusiasmo che si è venuto a creare. So addirittura, Sì. perché l'altra sera ho avuto il piacere di avere una conversazione con l'amico Luigi Gambellini, Sì. che vi state espandendo verso Sappada. Ci stiamo espandendo verso Sappada. Vedete che so le cose in anteprima, Esattamente. quindi... Questa è una chicchetta che noi sforneremo nel mese di settembre. Ricordo, apro una parentesi, andremo in onda l'ultima volta il 13 di agosto con una esterna da una fantastica chiesetta in località Marzinis di Fiume Veneto, dove parleremo anche, tra l'altro 13 di agosto, giornata di ricordo di padre Marco Daviano, proprio di padre Marco Daviano, per poi riprendere a settembre con numerose novità, numerose anche rubriche ed ospiti, tra cui probabilmente anche qualche sorpresa da Sappada, neo comune facente parte della nostra regione, insomma, che da anni ha voluto Dal Veneto, giustamente, col referendum è venuto del Friuli Venezia che ci Giulia. avvicina di più anche all'Alto Adige, che è il nostro modello, e qui lo dico e qui lo nego. E sì, sicuramente un riscontro positivo anche nella vita quotidiana. Io parlo della mia attività personale, incontro persone anche semplicemente al bar a bere caffè o anche andando a prendere mio figlio a scuola, tanto per capirci, incontro genitori, mamma e papà con cui parlo e discuto magari delle puntate precedenti della sera prima. Quindi questo è sicuramente gratificante, non ricordo le notti insonni, non ricordo i chilometri percorsi in giro per il Friuli, però lo facciamo ben che volentieri. Ringrazio infine le tante persone che si sono unite strada facendo. Per noi è molto importante perché lo staff di Aquile Libere è in continuo aumento, persone che con il loro piccolo contributo, anche grande contributo, hanno reso questa trasmissione grandissima. Saluto Gabriele, che è il nostro cameraman, è un professionista e si è offerto di aiutarci anche nelle piccole particolari tecnicismi appunto delle inquadrature e quant'altro e anche del montaggio. Quindi noi continueremo più forti di prima, con sempre più voglia, per rendere questa trasmissione e di conseguenza anche TPN, ce lo auguriamo tutti, insomma, si cresce assieme, esatto, ai massimi livelli, quindi, come siete sempre stati, siamo sempre stati. Caro Michele, questa collaborazione
trasmissione sarà destinata a proseguire ancora a lungo, almeno finché io starò qua, è assicurato, E ma vi ringrazio, ovviamente insomma ci risentiremo nei prossimi appuntamenti anche per svelare certe anteprime, perché se entra effettivamente nel vostro palinsesto il programma Sappada con degli inviati speciali, beh, io credo che abbiamo fatto, adesso siamo a 99, credo che andremo ben oltre il 100% insomma del successo ottenuto. Michele, grazie per essere stato in nostra compagnia, ringrazio Saluto. Michele Tomasela, anche Luigi Gambellini, tutti quelli insomma che stanno partecipando fattivamente e attivamente a questo programma, che stanno rendendo insomma grande la nostra emittente, grande appunto quel programma.